Testimonianza shock di una paziente del San Bassiano, mesi di attesa per un attacco urgente. Nelle campagne di San Lazzaro si celebra l'Epifania della Terra per dare voce a chi una voce non ha. Salute, pace, lavoro. Ecco cosa vorrebbero trovare i bassanesi nella calza della Befana. Calzetta da Guinness di primati a Loria, 80 metri di dolcezza per i bimbi del paese. Odioso atto vandalico a Cismon, rubato il bambinello dal presepe in legno di via Roma. Polemiche in archivio a Marostica, lunedì aprirà la nuova scuola in Campomarzio. Diritto di San Martino di Lupari, ritrovato un coccio di ceramica, potrebbe essere l'arma del delitto. Minaccia il cliente di un bar di Tombolo con un taglierino, giovane denunciato dai carabinieri. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo il nostro telegiornale con l'ennesima segnalazione di disorganizzazione all'interno dell'UIS 7 Pedemontana. Sentite che cosa ci ha raccontato una nostra telespettatrice. Scrivo questa lettera perché molte volte sento parlare dell'eccellenza sanitaria in Veneto. Nello specifico mi riferisco all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Sicuramente qualcosa di buono c'è, ma purtroppo sono anche molte le cose che non vanno. Chi scrive, chi legge, chi soffre è una paziente del San Bassiano positiva al controllo dello screening delle feci. Serve un attacco urgente. Il problema è che all'ospedale di Bassano non c'è chi faccia questo esame, quindi non hanno potuto dirmi quando potrò farlo e sicuramente non ne è a breve. C'è familiarità con questo problema. Alla mia mamma era stato diagnosticato il tumore al retto. Ha subito l'astomia, 3 anni dopo è deceduta. Tutta questa situazione non facilita la cura e la salute del paziente. La signora ci racconta che al San Bassiano è stata inserita in una lista d'attesa perché si aspetta di raccogliere un numero consistente di pazienti che devono effettuare questa TAC per chiamare poi un tecnico esterno e fare l'esame a tutti. Una testimonianza dolorosa di una donna forte, spinta da una volontà ben precisa. Per migliorare probabilmente il servizio. Perché è vero, noi abbiamo una gran bella struttura a Bassano, però è anche vero che negli anni si è impoverita. Io non vorrei che altre persone si trovassero nella mia situazione e poi ci sentiamo dire purtroppo è arrivato troppo tardi. Quindi io vorrei solo che dessero un servizio migliore per la salute di tutti i cittadini. Straziante anche l'appello del marito. Un pensiero da marito. Sono 31 anni che siamo sposati. E non vorrei mai pensare di aver perso qualcosa che per me è fondamentale per qualcosa che non è stata considerata nel modo dovuto. Perché stiamo parlando della vita di una persona. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Ai nostri microfoni in esclusiva parla Ivan Gasparotto, il gioielliere rapinato a Bassano l'altro ieri. Sentite che cosa ci ha detto. Ivan Gasparotto, sono passate 48 ore, no, dalla rapina. Sì. Che ore sono state? Ore incasinate, ore di rabbia. Che cosa è successo? Verso sera, verso le 6:30, si è suonato alla porta una coppia di signori, i quali si sono presentati, si sono visti come 2 clienti, avevano la mascherina addosso e mi hanno chiesto di visionare alcuni gioielli. Dopo un paio di minuti che stavo facendo vedere le cose, mi sono trovato, presumo l'uomo, dalla forza con cui mi ha spinto, spingendomi contro la porta del cassaforte, intimandomi di stare a terra e prelevando, passando presumo alla complice o alla donna che sia stata, i gioielli, e togliendo o asportando il registratore delle immagini delle telecamere che abbiamo all'interno. Quindi le immagini della rapina se ne sono andate con loro. Staranno guardando loro e poi hanno sfruttato il discorso della confusione per mimetizzarsi con le persone. Sono professionisti, mi fa pensare, perché si sono aperti la porta, sapevano come aprirla, per cui sapevano cosa fare e semplicemente ce ne sono usciti, per cui io me la sono cavata con un bernoccolo e tanto mal di stomaco. Fortunatamente abbiamo un'assicurazione, spero che ci copra per tutto il danno, stiamo facendo i nostri conteggi, per cui vedremo nei prossimi giorni la quantità del danno e capiremo il tutto.
Torna quindi di grande attualità il tema della sicurezza a Bassano del Grappa. Un altro argomento molto caro ai bassanesi è quello del progetto di San Lazzaro, tanto che domani ci sarà una celebrazione molto particolare dell'Epifania proprio nelle campagne di San Lazzaro. A chi non ha voce in capitolo, ma molto da dire. Una dedica che sembra tagliata su misura per i residenti di San Lazzaro, Riva Bianca e Rambolina, che da mesi chiedono che qualcuno ascolti anche le loro opinioni sul doppio progetto che potrebbe portare capannoni, asfalto e cemento nell'ultimo lembo di campagna bassanese. Una dedica, quella rivolta dall'associazione ambientalista Aria, che invita tutti a partecipare all'Epifania della Terra, organizzata domani pomeriggio proprio in Riva Bianca, nel cuore della campagna di San Lazzaro. Una festa allo stesso tempo laica e religiosa che permetterà di riscoprire antiche tradizioni nel segno della spiritualità. Ma a volte le faccende dell'anima possono andare a braccetto con quelle materiali, con la terra, il suolo e quel che rappresentano nella tradizione veneta. Insomma, con l'attualità di un iter che molto spesso è stato poco chiaro e poco condiviso. Già, perché la parola Epifania vuol dire manifestazione, apparizione, emersione e se vogliamo tradurla dal sacro al profano, sono in tanti a sperare che l'Epifania possa finalmente far emergere tutti i punti di vista sulla vicenda di San Lazzaro e che nella calzetta di San Lazzaro ci sia una volta per tutte una presa di posizione chiara e decisa da parte della politica del territorio. Poi, se qualcuno ci troverà pure del carbone, poco male con quello che costa adesso il riscaldamento. Qualcuno magari troverà del carbone nella calza della Befana. Abbiamo chiesto ai bassanesi al mercato che cosa piacerebbe trovare loro nella calza della Befana. Sentite. Che cosa vorrebbe trovare lei nella calza? Nella calza vorrei trovare pace, fine della guerra, serenità per tutti, perché siamo sempre un po' preoccupati per questa situazione che c'è purtroppo. Quella classica di una volta con i mandarini, toroncini, quello non può mancare perché a me piace tanto e magari anche qualche soldino. Troverà carbone o caramelle nella calza lei? Niente. Non merita niente? Troppo carenza di soldi. Credo che sia importante adesso come adesso trovare dei valori che mancano da tempo e non sono più, presenti. Pace e serenità ovviamente, visto gli anni che abbiamo passato ultimamente e un po' di, un anno sereno e tranquillo. Lei signora? Allora, una risoluzione della pace in Ucraina soprattutto, e poi un po' di serenità alle famiglie e un po' di serietà politica. Salute, il resto viene tutto a sé. Che cosa vorreste trovare quest'anno? Qualche regalo utile, tipo il tostapane quest'anno pensiamo di prendere. È un input? Sì, è un input, chissà che gli venga in mente. Un po' di salute in più. Perché purtroppo ho certi problemini inerenti all'età, penso. Troverò tanto carbone. Perché? Ma perché le cose stanno andando così, tutto nero. Tanta salute, visto che ci sono tanti problemi di salute, allora tanta salute. Lei signora? Altrettanto. Salute. Al primo posto la salute. Quello. E dopo noi siamo pensionate, quindi per il lavoro, ma chi deve lavorare che abbia un posto di lavoro tranquillo e sicuro. Oltre a questo c'è la voglia di stare assieme per l'Epifania, sono tante le iniziative tradizionali, storiche, alcune moderne in queste ore, in questi giorni nel Bassanese. Vediamone alcune. È tempo di festa, tra dolce e carbone sono tanti i comuni che si stanno preparando ad accogliere la Befana insieme a bambini e famiglie. Niente pane e vin, ma tradizione e divertimento sono assicurati un po' dappertutto nel Bassanese. Partiamo proprio da Bassano, che il 6 gennaio, dalle 14:30, organizza in Piazza Libertà giochi, intrattenimenti, musica e majorette. A Cartigliano, alle 15:30, arriveranno i Re Magi e ci sarà la consegna delle calze della Befana ai bimbi in Piazza Concordia. A Tezze sul Brenta si festeggia nel pomeriggio al Parco dell'Amicizia, mentre alle 18 a Rossano Veneto Villa Caffo si trasformerà nella Casa della Befana con falò e regali. Mussolente ospiterà il concerto dell'Epifania alle 20:45 nel Santuario della Madonna dell'Acqua, prima però giochi in legno nella piazza di Casoni. Marostica fa un plan di eventi
Carling di Pignate in piazza e Befana che farà tappa a Valle San Floriano, San Luca, Quartiere Panica e San Benedetto. In altopiano Asiago ha organizzato spettacoli ed eventi in centro storico, Befana protagonista nel pomeriggio anche a Roana e Enego. Qualcuno ha avuto una idea piuttosto particolare, fare una calza della Befana lunga 80 metri. Vediamo. Mai come quest'anno la Befana sarà contenta di avere la calza rotta, o meglio saranno contenti anche i bambini e le centinaia di famiglie che non aspettano altro che di ritrovarsi sotto il campanile di Bessica per aprire, per rompere una calza della Befana da record. Una maxi calza di 80 metri realizzata da Alessia Peron che verrà riempita di dolciumi e calata dal campanile di Bessica nel giorno dell'Epifania. Ci ha impiegato 1 mese e mezzo, a 2 ore al giorno. Stanno tutti aspettando questo meraviglioso evento comunque, questo perché è una cosa che non è da poco. Insomma, ho avuto questa idea, però sono tutti pronti, tutti che aspettano il momento. 80 metri sono tanti, ma non abbastanza per entrare nel Guinness World Record. Non quest'anno, ma nel 2024. Basta allungarla di un po' e vediamo se ce la possiamo fare. In famiglia la creazione della maxi calza ha cambiato un po' le abitudini, ma... E lei quando ha occasione cucisce. Dedica tanto tempo, infatti la sera è bravo, lei adesso è ora che andrà a letto, no? E lei adesso arrivo, e alle volte si prolunga anche fino all'1:30. Ha avuto sempre spirito di iniziativa, no, da fare, dopo magari la pandemia che c'è stato uno stacco mentale per tutti quanti. A questo punto, in attesa che dal campanile alle mie spalle si calino la Befana e la maxi calza, non resta che cominciare a prendere posto. Anche qualche spiacevole notizia del territorio, sempre in tema di feste, qualcuno ha pensato bene di rapire, togliere il bambinello da un presepe in Val Brenta. Nella mangiatoia i cittadini di Cismon hanno lasciato il pezzo di legno che i vandali hanno posizionato dopo aver rubato il bambino Gesù. C'è troppa amarezza in paese per un gesto tanto deplorevole. Nella capanna di questo presepe che si trova lungo via Roma, una volontaria aveva adagiato un bambinello avvolto in una coperta. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, il simbolo per eccellenza del Natale è stato fatto sparire, tristemente sostituito da un pezzo di legno. Al di là del significato religioso di questo che noi possiamo considerare a tutti gli effetti un vilipendio, vi è il disprezzo per chi ha cura della nostra comunità e questo per noi è inaccettabile. Abbiamo già avuto segnalazioni nel breve periodo di comportamenti anomali anche qui da parte di alcuni giovani che sono attenzionati dalle forze dell'ordine e quindi pensiamo che questo sia l'ennesimo gesto. Ed è un peccato perché questa è una comunità che è molto legata a questi valori, tante persone per bene che si danno da fare e non saranno insomma certi piccoli e pochi stupidi a rovinare questo senso di comunità. Un atto vandalico inaccettabile, una dura condanna, quella del sindaco Luca Ferrazzoli che parla di un'escalation di episodi e annuncia la linea dura. Sostanzialmente dispetti ai cittadini, dispetti alle persone anziane, rumori, quindi quelle cose che non hanno diciamo una rilevanza penale diretta ma che creano scompiglio in comunità e senso di insicurezza e quindi credo che questo debba terminare e chi sa di essere in peccato deve stare molto più attento perché noi crediamo insomma che ci sia un'escalation dalle segnalazioni dei cittadini, le forze dell'ordine come dicevo sono sul pezzo per quanto riguarda questi atteggiamenti. Ovviamente devono cessare, quindi è meglio insomma che chi vede questo servizio cominci a fare qualche pensiero maggiore. Vandali in azione anche a Gallio, dove qualcuno ha preso di mira nella notte il villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Giardini. Il sindaco Emanuele Munari sui social ha pubblicato un duro sfogo. Stiamo cercando, dice Munari, attraverso i filmati delle telecamere di risalire ai responsabili, così da poterci poi complimentare direttamente con loro. Dopo quelli che distruggono le piste da sci, dice Munari, abbiamo anche delle persone che devastano un luogo dedicato ai bambini. Non lo
dice con queste parole, un po' più duro il sindaco Emanuele Munari, ma il tema è quello. E adesso andiamo a vedere come si è risolto, come si sta risolvendo la vicenda dello spostamento delle scuole in Campo Marzio a Marostica. Lunedì mattina la viabilità sarà in zona Campomarzio tutta a velocità 30, quindi il limite al di sotto dei 50 che è attualmente. Il senso di marcia rimane uguale, nel senso la strada principale è a doppio senso, mentre per i genitori, proprio per permettere lo carico veloce in sicurezza, è stata creata una corsia separata, di fatto sfruttando quella che era una parte del parcheggio al di sotto delle piante. Anno nuovo, scuola nuova e nuova viabilità. Dopo le tensioni e i tira e molla, scatta a Marostica, con l'avvio delle lezioni, il nuovo assetto scolastico, con la primaria che si trasferirà nell'oratorio della parrocchia di Santa Maria durante i lavori di ristrutturazione. L'oratorio di Santa Maria in Campomarzio è stato totalmente riqualificato in sede scolastica, quindi sono state create tutte le aule per il diritto allo studio, le aule speciali per le insegnanti di sostegno, e ogni classe è dotata delle LIM proprio per garantire il nuovo metodo di insegnamento utilizzando le nuove tecnologie. La parola d'ordine è stata concertazione, ovvero ascolto delle esigenze dei cittadini e del tessuto sociale, confronto, e solo in seguito è stato redatto un piano. La nuova viabilità è stata infatti concordata con i residenti, il personale scolastico e Confcommercio. Si tratta di un assetto sperimentale ed è già pronto un piano alternativo. Sappiamo che sicuramente creerà dei disagi nelle prime settimane, è una viabilità sperimentale, nel senso che ci teniamo tutto il mese di febbraio per valutare delle migliorie, alle quali comunque abbiamo già un piano B, ovvero un secondo progetto da mettere in atto in caso questa non riuscisse a garantire lo scorrimento e la sicurezza delle persone. Vediamo ora tutte le altre notizie dal territorio. A Bassano dal 9 gennaio al 28 febbraio sono previsti il restringimento della carreggiata con divieto di sosta e senso unico alternato nelle vie De Gasperi, Del Cristo, Bonaguro e altre vie limitrofe per la posa della banda ultralarga. Ad Asiago molti si sono chiesti il motivo del blocco stradale attuato nella serata di ieri in via Battisti. La via era stata chiusa per i soccorsi a una coppia di pedoni investita da un pick-up. Le condizioni dei feriti non destano preoccupazione. Il progetto di restauro, accessibilità e digitalizzazione del Museo Civico Palazzo Fogazzaro a Schio sarà finanziato dai fondi del PNRR per un totale di 1.300.000 euro, ossia il 100% delle spese preventivate per l'intervento. Parapiglia, in un bar di Tombolo spunta un taglierino, viene denunciato un giovane. Sono dovuti intervenire i carabinieri nella serata di mercoledì all'interno di un bar di Tombolo, dove un cliente, un 18enne di San Martino di Lupari, era stato minacciato da un altro avventore con un taglierino. I carabinieri hanno identificato la vittima e individuato l'aggressore, un 27enne di origini marocchine, residente a Cittadella. Per quest'ultimo, trovato in possesso del taglierino che veniva sequestrato, è scattata la denuncia con l'accusa di minaccia aggravata e porto ingiustificato di arnesi atti ad offendere. E nell'Alta Padovana arrivano novità che potrebbero essere importanti per quanto riguarda le indagini sull'omicidio di San Martino di Lupari. Sulla schiena di Giorgio Miatello è stato ritrovato un coccio di ceramica, probabilmente si tratta dell'arma utilizzata per colpire lui e la moglie Mariangela Sarto, che ha perso la vita. Il pezzo di vaso insanguinato è stato ritrovato dai medici del SUEM intervenuti per primi sulla scena del crimine. Le ferite non sono profonde, quindi si esclude che possa essere stato utilizzato un coltello. Si vedrà nei prossimi giorni se ci saranno novità. E adesso vediamo una carrellata di vostri presepi.
Attualità politica, temi importanti in una puntata sicuramente piena di novità, scoppiettante anche nei confronti fra gli ospiti. Questa sera Focus con il nostro direttore Luigi Bacciali, che avrà come ospiti in studio Ingrid Bisa, Renato Boraso, Marco Brigo, Paolo Dalmastro, Mario Fabris, Luca Lapo, Jonathan Montanariello, Luciano Sandonà e Massimo Venturato. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo